sempre equitazione d'eccellenza dalla Bagnaia su Rai Sport Satellite. Ben trovati sportivi e appassionati, spettacolo ormai consacrato dei contrafforti senesi, giornata di sole splendido per l'occasione dell'8º Memorial Guido Dominici, nel nome dell'indimenticato cavaliere azzurro prematuramente scomparso 8 anni fa. Era il 21 luglio 1999, proprio il suo grande compagno in questo momento sul campo di gara. Poi entreremo nel dettaglio di questo premio derby, abbiamo detto Memorial Guido Dominici. Guido Dominici aveva 40 anni, in sella fino all'ultimo, nemmeno un anno prima, al sommo tecnico della carriera, in sella al suo friso, fu 13° agli WEG di Roma nel 98. E allora abbiamo detto, nel nome e nel segno commosso proprio di Guido Dominici, nell'ambito dello XI 4 Stelle toscano, la gara che ci apprestiamo a seguire è proprio il derby tracciato il percorso lo chef de piste Pier Francesco Bazzocchi. Caratteristica di questa formula di gara sono ostacoli nel campo gara effettivamente, e poi escursione a cercare ostacoli naturali e fissi fuori dal perimetro per un somma complessiva di 19 proprio ostacoli, 23 salti, altezza massima degli ostacoli 1,40 m. Tabella C, ovvero per ogni abbattimento i 4 punti penalità si trasformano in altrettanti secondi da sommare. Naturalmente conclude intanto Arnaldo Bologni con Keck Destiny, secondo posto provvisorio, 129 secondi spiccioli. E dicevamo appunto la caratteristica di questa gara è che per ogni abbattimento, entriamo proprio nel vivo della competizione, anziché le 4 penalità classiche sono 4 secondi da sommare al tempo proprio effettivo di percorrenza. Si è invertito l'ordine di partenza, poco fa davamo per ritirata la cinese di Hong Kong Samantha Lam, che invece ritroviamo dopo Arnaldo Bologni. A proposito di Arnaldo Bologni, fra un po' sarà con noi in postazione, diventerà preziosa voce tecnica al nostro fianco a raccontare il resto della gara. Samantha Lam su Koch, questa è proprio la parte cui si diceva prima, proprio della quale si parlava prima, ostacoli dentro il campo di gara, e poi dal quinto in poi, eccolo qua, il muretto in costa, ed è escursione a cercare gli altri ostacoli. Coco è il cavallo di Samantha Lam. Maschio di 8 anni, binomio che già è in prospettiva, potremmo dire prospettiva olimpica. Proprio ad Hong Kong sarà la sede degli sport equestri in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008. Classifica provvisoria, intanto noi siamo entrati che avevano già concluso la prova alcuni binomi. Il francese Edouard Mattei al primo posto, (126 secondi 89 il complessivo tra tempo effettivo di percorrenza, come dicevamo, e ostacoli, eventuali penalità all'ostacolo). Al secondo posto Arnaldo Bologni, cavaliere modenese, uno dei compagni
compagni più fidati al tempo delle gare, proprio con Guido Dominici, nel ricordo del quale va questo derby. Prova immacolata della cinese di Hong Kong Samantha Lam, 133 secondi. Ecco, questa è gara particolare perché a volte anche senza abbattimento, ecco che ci ha raggiunto in postazione proprio Arnaldo Bologni. Ti abbiamo seguito, sei stato del nostro racconto. Stavo proprio nel senso tecnico, nel bello di questa formula, Arnaldo, stavo raccontando che questa è gara dove magari puoi fare, come ha fatto Samantha Lam, percorso immacolato, però alla fine magari con qualche abbattimento però pesti dentro, come si dice, e risulti primo di un altro che non ha fatto errori. Sì, è vero, intanto buongiorno a tutti. È una gara spettacolare ed è giusto che sia così, perché il pubblico ha anche bisogno di divertirsi quando vede certe manifestazioni. Essendo una gara che c'è la penalità, va nel tempo, giustamente, come diceva Lorenzo, può stare in testa un cavaliere avendo effettuato anche un errore o due. Allora, aspettavo proprio la tua presenza qui in postazione per andare a raccontare il disegno di Pierfrancesco Bazzocchi. Mi hanno già detto ostacoli altezza massima 1,40 m, sono 19 ostacoli per 23 salti, altra particolarità, alcuni ostacoli dentro il perimetro del campo gara e poi escursione a cercare ostacoli fissi in qualche modo naturali o che rimandano all'ostacolo naturale. Tu l'hai fatta, raccontaci un po' che cosa. Ma dire qui non dobbiamo pensare semmai all'altezza dell'ostacolo, ma in realtà del tipo di gara che è, della resistenza del cavallo coraggioso, per il fatto che ci sono dei salti naturali, come tu hai detto prima, entrare anche al galoppo nel laghetto dell'acqua, per dire. Perciò penso che la gara in sé stesso è proprio una gara spettacolare proprio per questo, perché non è sempre il tipico salto normale, ma ci sono anche dei salti di campagna. Ecco proprio uno dei passaggi in cui si è riferito in questo momento Arnaldo Bologni, intanto in campo con Paul Esselman su Kaiser de Quesnot. Adesso direi che incominciano a entrare dei cavalieri esperti di nome, hanno valutato anche un po' i primi cavalieri dove il percorso può essere un po' più difficoltoso o no. Difatti vediamo che gli mancano solo 3 salti a Esterman e ha veramente un tempo direi basso, perché mi sembra che il primo che in classifica è 124. Sì, il primo provvisorio è il 126.89 di Edouard Maté, del francese Edouard Maté. Senza errori anche Esserman, Arnaldo. Infatti lui giustamente essendo entrato un attimino più avanti degli altri ha cercato di limare il tracciato per sforzare meno il suo cavallo di arrivare con un tempo minore. Abbondantemente, altro che al primo posto, 120 secondi. Direi che in una gara del genere ci sono anche millesimi da contare, perché vedrai che alla fine i primi 3 o 4 possono essere lì vicino col tempo. Mentre tu eri proprio in gara abbiamo ricordato Guido Dominici, intanto Rosen Raiksev, il bulgaro su Winchester Van de Padenborn, dicevamo nel nome e nel segno commosso di Guido Dominici, presenti qui oggi alla Bagnaia i genitori dell'indimenticato cavaliere azzurro, mamma Anna, papà Renato. Ecco, beh, è nel cuore sempre di Beh, tutti, sai, Arnaldo. è stato un mio compagno di squadra come di tanti altri negli anni buoni, perché con dei buoni risultati si è sempre contenti, però Guido era anche un grande cavaliere, un grande stilista, perché è vero, uno può essere più in gamba dell'altro, ma anche essere eleganti, e lui in campo era un cavaliere elegante. Sempre fermo il ricordo e con noi idealmente Guido Dominici va alla gara e adesso dicevamo il momento del bulgaro Raicev, Winchester Van de Pandebor, è il momento proprio degli ostacoli fuori dal campo gara. Ma questo bulgaro mi sembra che è già un po' di anni che viene qui da noi, è un cavaliere esperto perché ha partecipato a Olimpiadi mondiali, perciò è un cavaliere esperto e senz'altro quando entra in gara cerca sempre di dare un buon risultato. Raccontava Pierfrancesco Bazzocchi che ha disegnato questo percorso già dai premi precedenti, un ostacolo che aveva presenza d'acqua quasi per abituare quei cavalli che poi hanno ritrovato questo derby
ad un ostacolo che per solito l'acqua appunto potrebbe creare qualche problema. E poi Il giorno prima, come ieri, è stata fatta una gara proprio in preparazione per la gara di oggi, perché è giusto così che la gara sia bella e spettacolare e non rischiare il pericolo. per solito il binomio tecnico è velocità-precisione, qui vale ribadire una volta ancora appunto più velocità a scapito della precisione, puoi anche buttar giù e magari sei bravo lo stesso. Stiamo a vedere. La dimostrazione che lui, se non erro, 130, finisce 130. lontano rispetto al 120.07 di Paul Esterman che resta al comando, lo svizzero Paul Esterman, al secondo posto il francese Edouard Maté, poi c'è proprio il tuo 129.07 del modenese Arnaldo Bologna. Io devo dire che sono contento perché, come tu hai chiesto prima, è una gara anche molto di velocità, è vero, bisogna un attimino avere anche dei cavalli adatti per fare delle gare di questo tipo, però ci vogliono anche dei cavalli bravi che puoi anche cercare di montare veramente divertendoti. Altro binomio elvetico, adesso Nadia Steiner, la maccione elvetica su Loretta, un maschio del 1997, 10 anni giusti per questo cavallo. Approfittiamo proprio per entrare. Beh, questo è il numero 3, è un salto, un largo rustico di un'altezza di 1,40 m, poi incominciano le difficoltà del numero 4 che lei sta già effettuando una combinazione di Oxer a due tempi Dal quinto c'è l'uscita. e poi c'è questa grande galoppata sopra una collinetta con un muretto e giù dal muretto, può essere che i telespettatori lo vedono, non c'è solamente la discesa naturale della terra, c'è proprio un saltino, un muretto fatto di mattoni e poi a 1 metro e 20 di profondità il cavallo deve lanciarsi un po' sul terreno in avanti. Qui sta affrontando il numero 8 che è un Oxer su una fontanella, scorre l'acqua dentro a questo muretto e qui una combinazione a due tempi che, se avete notato, sono venuti molto difficili perché venendo da delle galoppate così grandi alla fine anche il cavaliere deve coordinare la galoppata, se no gli viene una distanza difficile. In questo caso lei ha effettuato l'errore proprio perché non è riuscita a ricoordinare tecnicamente il suo cavallo. Così fino all'ostacolo numero 15, intanto noi continuiamo a vedere, dal 16 si ritorna nel campo ritorna gara e in campo. adesso avremo modo anche di seguire questo passaggio. Devo dire che questi due saltini del numero 11 e numero 12 che vengono effettuati all'interno del laghetto sono molto spettacolari. Vedere tutta questa acqua che salta intorno al cavallo. Ecco, lei sta rientrando in campo. Direi che il direttore di campo ha valutato anche dove poter creare degli sforzi fisici. Infatti al termine del percorso possiamo notare che ci sono degli ostacoli di costruzione semplice, specialmente come il numero 18 che è un salto, una croce di Sant'Andrea che permette ai cavalli anche di non fare uno sforzo eccessivo e il verticale finale di 1,40 m con un tabellone di alzo sopra. Perciò è stato anche, ha creato in un percorso la difficoltà ma anche una tranquillità finale per dare respiro al cavallo. Tra tempo effettivo di percorrenza e ostacoli e penalità per gli ostacoli abbattuti che si trasformano in tempo è lontana dalle prime posizioni Nadia Steiner, l'elvetica Nadia Steiner. Parlavo proprio poco prima della gara con Pierfrancesco Bazzocchi, lo chef de piste, mi raccontava sì, trasparenza negli ostacoli ma altrettanto qualche elemento che potesse portare l'animale verso il rispetto dell'ostacolo stesso, ecco, a metà tra trasparenza e ostacolo imponente. Sì, c'è da dire che quando hai una galoppata di questo genere e semmai ci sono dei cavalli non tanto abituati, possono avere anche una carenza di resistenza fisica. Tendini a quando si ricevono e l'ostacolo pieno gli permette di riguardare la costruzione del salto e riprendere anche una freschezza di lucidità per effettuare la continuità del percorso. Altro binomio svizzero adesso sul campo gara, Niklaus Ruski su Ombre d'Os, un baio maschio del 1995, 12 anni. Lui è un cavaliere svizzero e direi che nella loro nazione fanno abbastanza di queste gare derby con degli ostacoli naturali. Ogni anno che viene qui lui è un ottimo cavaliere e dà sempre dei buoni risultati, fa anche spettacolo. Questa è un'addirittura davvero probante prima di cercare poi l'uscita su questo muretto in costa, che è il primo ostacolo che
che si trova all'esterno del campo gara, già imponenza di alcuni larghi che obbligano a una bella fatica. Ma sai, si può dire che come inizio ha creato una dolcezza di iniziare a capire cosa andranno incontro i cavalli. E poi si comincia qui dentro a far sul serio. Ecco, io direi, pensando, guardando il cronometro, lui è già a metà percorso, si può dire, è a un buon tempo. Adesso sta effettuando il numero 10, che è un tamburlato con una barriera bianca sopra. Ecco qua poi c'è una grande distensione di galoppo. E ti dico io che l'ho fatto, sembra lontano, ma in realtà fa presto arrivare il primo saltino del laghetto. Cavalli che fino a questo momento, tutti quelli che abbiamo visto, hanno abbastanza digerito l'acqua, perlomeno non ci sono stati gravi errori in prossimità dell'acqua. Ma sai, ieri c'è stata proprio una gara portata a oggi poter effettuare questa difficoltà in una maniera semplice. Però ti dico, può essere che anche il cavallo che ieri l'ha fatta, arrivando con una distanza così lontano, abbia un minimo di insicurezza e può creare qualche difficoltà. Questo verticale, fronte abbastanza largo, Lui veramente è veloce. Croce di Sant'Andrea. Il primo cos'ha? 120? Il primo è Paul Esterman con 120 secondi punto 07. Ah. Vediamo, E lui passa al secondo posto. 122,47, sì. 0 le penalità, Ti fa perdere una posizione, Arnaldo. Ma sai, mi dispiace perdere le posizioni di classifica, però sono contento. Questo cavallo qua, guarda, è un cavallo che ritengo che può essere un cavallo molto utile. Cat delle Destiny gare. è il tuo Sì, cavallo. Cat Destiny. Un cavallo che ti dico, penso che diventerà un cavallo che importante per poter fare delle gare importanti. Questa è una gara, si può dire, a sé. Binomio tedesco adesso, Ulrike Heinig su Pasadena, castrone di 11 anni, castrone Pasadena, 11 anni, tedesco. già Arnaldo, la questione dei cavalli è sempre la grande questione, no? Beh, sai, il nostro Uno può essere un mostro di cavaliere, ma se non ha il cavallo. sai, purtroppo è come che abbiamo spesso in televisione la Formula 1, purtroppo è così, il motore è molto importante, poi dopo sì, il pilota c'è quello che vince di più o di meno per la sua sensibilità e la sua bravura, però nel nostro caso il mezzo è molto importante. Intero movimento ancora nel rammarico d'aver mancato l'occasione, in occasione degli europei di Mannheim, la qualificazione per Pechino 2008. Serve un'altra volta ripartire nella speranza che il salto però- ostacoli azzurro ritrovi certa tradizione, certi valori. Sì, però sai, è andato a toccare un tasto un pochino delicato nel senso tecnico e tutto. Chi si è presentato in campionato d'Europa valutando percorso per percorso hanno fatto dei buoni percorsi. Assolutamente. Guardando, lasciando perdere un po' il risultato che poi alla fine sono usciti per uno. Attenzione, adesso è un momento di impasse evidente per Ulrike Heinig su Pasadena. Vedi per esempio anche lei ieri ha partecipato alla gara di caccia del giorno prima, perciò sai, ogni giorno. Ecco che al suo rivediamo perché. prontamente Roberto Gambuti che guida dal pullman di regia le nostre telecamere, ci ha rimandato l'errore di Ulrike Heinig, che poi è severissima nei confronti del suo Pasadena. Ma è il discorso di prima che abbiamo detto, è una combinazione che viene difficile dopo delle grandi galoppate così, perciò è il cavaliere che deve coordinare bene tecnicamente il suo cavallo. Lascia il campo Ulrike Heinig, eliminata naturalmente. Il suo grigio Pasadena non ha digerito poco fa la difficoltà all'ostacolo e adesso altra amazzone, in questo caso è la svedese Linda Head su Ramsey, amazzone esperta Linda Head. Beh, queste persone qua ti devo dire che per loro è un po' il pane queste gare qua. Io che ho girato molto, sono gare spettacolari che fanno spesso, anche perché hanno delle distese di campi molto a questo livello come questo qua di Bagnaia, che sono portati a fare queste gare spettacolari. Classe 1979, la scandinava Linda Head, insomma nel tempo a un campionato d'Europa Young Riders a Lisbona, il nono posto con la squadra proprio svedese.
Ma dicevo prima, è giusto che il dottor Gambuto faccia vedere le riprese della combinazione come prima, chi ha fatto errore, oppure in questo caso come è caduta la ragazza tedesca, perché proprio la difficoltà in se stesso, come possiamo vedere adesso, della ragazza svedese, qual è? Che in una girata stretta, una combinazione di larghi così, ci sono dei cali che potenzialmente sopportano lo sforzo e un avvicino semmai un po' precario come ha fatto questa Amazzone adesso. Se no bisogna conoscere bene il suo calo, di dire devo allargarmi un po' per cercare di portarlo nella miglior maniera dei modi per non fare questo disastro, che alla fine ha creato un disastro. Nel complesso saranno poi alla fine 31 i binomi in questo Memorial Guido Dominici, il premio numero 9 alla Bagnaia, concorso 4 stelle, di nuovo concorso 4 stelle, concorso salto ostacoli internazionale, classifica provvisoria al momento, mentre va alla prova di Linda Head, già sporcata da parecchi errori. Dicevamo primo posto provvisorio dello svizzero Paul Estermann, comando tempo complessivo con somma penalità 120 secondi, punto 0007. Penso che abbiamo proprio primo e secondo uno svizzero. Sì, è proprio così, hai ragione Arnaldo. Niklaus Ruski, il secondo binomio al secondo posto, e altro è binomio elvetico, e poi c'è il francese Edouard Maté con 126.89. Scendi giù dal podio, è già un po' che è successo così, proprio tu Arnaldo, con 129 secondi.07. Salva la tua soddisfazione per come si è comportato Keck Destiny. Cercare anche immagini suggestive in questa giornata proprio da cartolina, la splendida tenuta della Bagnaia, mentre conclude 125, 141, 55, 121, 55 era appunto il tempo effettivo di percorrenza, poi queste sono la somma penalità. Finisce lontana Linda Sì, Head. purtroppo ha fatto un inizio rischiando, perché giustamente lei ha provato per cercare la categoria e gli errori sono venuti all'inizio, ecco. Momento di un altro italiano, Arnaldo Bologni in partenza della nostra telecronaca, e adesso tocca ad Andrea Franchi su Unique Drum Vanet Jus. Ma Andrea Franchi è un cavaliere proprio di queste zone di Siena. Ieri ha provato questo cavaliere qua nella gara a caccia, ha fatto un errore e si è comportato molto bene. Perciò ieri sera proprio dicevo, lo voglio iscrivere perché non mi ha creato nessun problema e penso di fare una buona prestazione, ecco. Adesso lo vedremo in azione. Stallone Sauro, imponenza del suo Unique terzo. Andrea Franchi, senese, nato nel 71, Classe 1971, questo cavaliere un po' padrone di casa, quindi c'è anche il discorso dell'emozione, della pressione. A casa sua cercare di affrontare un percorso che sia piacevole. Ma lui è un ragazzo in gamba, è già molti anni che partecipa a questa manifestazione qui, montava un cavallo che si chiamava Filippo il Bello, dando dei buoni risultati. C'è già errore nell'affrontare questo largo. Vedi però il discorso di prima, questo è un calo di mezzi ed è riuscito a affrontare il secondo elemento senza difficoltà. Fuori dal campo gara a cercare la serie, la teoria degli ostacoli fissi naturali. E lui adesso, avendo fatto un errore il primo all'inizio del percorso, sta cercando anche di aumentare un po' la cadenza per cercare di recuperare quei 4 secondi che in questo momento ha perso. E tu devi pensare che in questo percorso qui uno può pensare ma dopo il cavallo scappa dopo 2 salti galoppando così. In realtà dopo bisogna spingerli un po', perché anche per il cavallo sono anche novità di trovarsi in questo grande prato così disteso, con delle galoppate al di fuori che si fanno normalmente, perciò diventa anche creare una pressione per aiutarli alla fine. Ostacolo naturale con l'acqua, passato speditamente. Poi Sta questo facendo un buon percorso, direi Lorenzo. assolutamente. Lui già a 103 con già un errore, però direi che
se va avanti così può rimanere con una buona classifica. Proprio di fronte alla nostra postazione il tabellone che consente in pratica di entrare nella gara. Resta il riferimento il più veloce e più bravo di tutti finora dello svizzero Paul Estermann, primato elvetico che si rafforza con anche il secondo posto di Niklaus Ruski. Poi il francese Maté conclude Andrea Franchi. 134-21 direi che ha fatto un'ottima prestazione. 134-21 e già somma tempo. Sì, non si legge tanto bene perché certe volte è tagliato a metà il numero. E adesso altro svizzero, questo è svizzero di valore, Daniel Etter su Jet Cross, cavaliere classe 1974. Quest'anno è stato primo con Shakespeare, un altro dei suoi cavalli di punta all'Oxy di Hertogenbosch, e il 5 Stelle di Zurigo, primo posto nella staffetta con un altro cavallo, il Mindosé. Qui invece alla Bagnaia Daniel Etter su Jet Cross, parco cavalli assolutamente di rilievo per l'elvetico. Beh, sai, lui di famiglia, suo padre è un grandissimo commerciante, un grandissimo intenditore di cavalli, perciò cerca sempre di dare al figlio giustamente dei cavalli validi. Guarda, per esempio lui C'è rifiuto. rischiando, ma più che rifiuto, ha visto l'ultimo momento, il secondo elemento della combinazione, perché dal gran che ha preso in diagonale il primo elemento della combinazione, il cavallo aveva una traiettoria proprio al di fuori della tecnica, giustamente bisogna cercare di andare al centro e affrontare gli ostacoli dritti perché il cavallo possa anche effettuarli bene. Consideravamo prima proprio con i componenti della giuria, a proposito presidente di giuria Ada Fioravanti, nel caso di questa formula, di questa tabella, l'eventuale rifiuto non è tanto 4 punti che si aggiungono, ma è il tempo ulteriore che ci metti Il tempo a recuperare l'ostacolo, è insomma è già penalità. avanti. Infatti lui come cavaliere esperto ha detto se cosa continua a fare Risparmio il cavallo. che domani c'è un'altra gara, ecco. Questo è anche una dimostrazione dell'intelligenza del cavaliere, di dire cosa va davanti a fare, ecco. Altro svizzero, e anche lui è uno di quelli che ormai alla Bagnaia è abbonato, Fabio Crotta su Kimoni du Chat Bellevue. Beh, Fabio 2 anni fa vinse la medaglia di bronzo ai campionati d'Europa a San Patrignano, in più oggi ha fatto la categoria, la gara grossa 2,50 m, arriva secondo. Lui è un garista, un grande cavaliere, anche se giovane perché è della classe, adesso io non ce l'ho qua davanti, ma Classe 1979 per ecco, Fabio Crotta. perciò ha 27 anni, 28 anni, perciò è un ragazzo giovane, però ha già sulle sue spalle un'esperienza veramente ampia. Con Madame Pompadour resta altissimo il momento e di squadra e individuale al campionato d'Europa proprio di San Patrignano nel 2005, quando fu 2 anni ottavo, fa, scusate, ottavo nell'individuale, sì, e secondo proprio con la squadra. Sì, e quest'anno sono molti i primi posti che assomma l'elvetico Crotta, qui in gara anche con si vede la che sorella, quindi è con una grande galoppata. è una Amazzone anche la Perché in più anche sua sorella, esatto, che monta molto bene, una grintosa, che è qui alla Bagnaia. Io adesso non so se oggi partecipa al derby, no, oggi il derby non lo fa. Ecco, per esempio lui l'ha fatta ieri, oggi ha difficoltà a entrare, per dire. Vedi, come dicevi tu, per esempio nel cartellone, nel tabellone non è uscita la penalità della fermata che ha fatto, ma però purtroppo ha perso il tempo e da lì è già penalità. penalità il fatto di dover recuperare l'ostacolo. Qui questa buca ferrarese. Sì, però guarda che è veramente veloce, perché adesso sta entrando ancora in campo e non è ancora a 100 secondi. Adesso in questo momento il largo, tavole, barriere, poi questo verticale molto chiaro, attenzionare per il cavallo. Io ti dico che lui passa in testa se non gli succede niente, perché se abbiamo 120
come primo Croce di elemento. Sant'Andrea verticale, stiamo subito a guardare 120, 21, nessuno era 121, per un niente, hai ragione, per un era niente. gara che faceva gara tra svizzeri, Paul Esterman salva il suo primo posto, ad ogni buon conto Fabio Crotta con 121.03 si inserisce e a questo momento pensa un po' è infilata. Ma anche il dottor Gambuto sta facendo vedere dove lui veramente ha quasi rischiato la gara, ha dovuto veramente recuperare tutto perché avendo rifiutato l'entrata del laghetto lui è stato svelto a ritornare indietro e darci dentro fino alla fine per avere un tempo che l'ho portato, se non ero al secondo posto. Secondo posto, Polo Sci, l'irlandese di Patriot, ma intanto è, dicevamo, in un podio al momento solo ideale, Svizzero. beh, è strapodere svizzero. Paul Esserman, Fabio Crotta, Niklaus Luschi, insomma, si stanno ben comportando i rossocrociati. Devo dire che dobbiamo cercare di inserire qualcuno dei nostri, se non primo almeno secondo, perché sennò questa croce svizzera ci rovina. Ci hai provato tu Arnaldo, però Ma- sei già scivolato al quinto posto. Sai, è una categoria che è difficile che chi parte tra i primi rimanga, per il fatto che non ha ancora le idee I chiare, riferimenti di su quello che riferimento serve sugli fare. altri cavalieri. Sì. Qualche tempo messo lì già è buon riferimento e difatti Crotta ha fatto corsa sul suo connazionale Paul Esserman, mentre adesso siamo Abbiamo con un l'irlandese irlandese. Polo Sci su The Patriot. Beh, direi che gli irlandesi è il loro pane, galoppare nelle praterie e nelle campagne. Spettacolo della campagna irlandese, ma per una volta c'è spettacolo Beh, della noi campagna direi- senese qui alla noi Bagnaia direi in questa che giornata di sole splendido. Questo scenario qua della Bagnaia, questo campo, i colori che ci sono, ce li invidiano. Impianto modello, lo diceva anche Neco Pessoa che qui in questi giorni diceva, beh, questo è uno degli vero. impianti se non l'impianto più bello al È mondo. vero, è vero. In questi giorni veramente L'antico borgo medievale che domina dalla collina e poi questo campo gara famoso in tutto il mondo per la bellezza, ma bellezza tecnica del suo terreno di gara. ma direi che il terreno buono viene curato anno per anno nelle migliori maniere dei modi e poi in questo periodo ci sono dei colori veramente bellissimi. In modo l'irlandese sta andando anche lui veramente forte perché... E adesso stiamo salutiamo, entrando, Arnaldo, nel siamo vivo quasi- della gara. Esatto, Sì. perché siamo a metà percorso, lui ha 50 secondi di tempo, però vedi è un esperto, ha fatto una grande galoppata prima di entrare in una gabbia di verticali che tecnicamente viene corta per come viene effettuata dall'avvicinamento, lui da esperto ha messo il cavallo corretto. Amazzoni in precedenza che lì si sono un pochino perse per la verità, mentre invece Polo Sci al momento sta dandoci dentro convinto, sa di dover tener conto dell'120.07, 120.07 di Paul Esterman se vuole lui per primo dar fastidio a questa infilata svizzera nelle prime tre posizioni. Ma vedendo che grande galoppata ha preso, vuole veramente cercare di arrivare tra i primi, anzi se non tra i primi, tra il primo. Anche lui è dalle parti dei 100 secondi al momento dell'entrata sul terreno di gara. Alla fine Può chi- farcela se la sta esatto, giocando con Paul esatto, Esserman. Vediamo, esatto. verticale, poi Entra all'interno per il numero 18. questa croce di Sant'Andrea. In precedenza sono due ostacoli che obbligano, attenzione alla scivolata. Guarda, nella scivolata Forse- purtroppo ha perso 2 secondi. Ma guarda, per un niente non ce la fa. Esatto. Per un niente, 122.58, non c'è somma di altre penalità in secondi, no, dovrebbe essere fermo il Sì, perché non ha fatto 122.58. nessun errore, penso che vada al terzo posto se non erro. Quarto, il quarto il quarto posto. quarto posto, sì. Perché abbiamo... C'è il 122.47 di Niklaus con i Luschi centesimi, e con i Polo centesimi. Sci, sì, Polo Tu Sci. guarda qua che Gambuto lo fa rivedere, purtroppo gli viene a mancare il posteriore sinistro, scivola e lì ha perso. Brutto momento anche per il suo The Patriot, mentre adesso siamo con una delle signore proprio di La Bagnaia, Qui Lorenzo, cosa vuoi dire? Katy Monan Prudan, abbiamo già detto, franco-statunitense per forza di matrimonio, per ormai convintamente transalpina. Katy Prudan è un po' la signora di La Bagnaia. È un po' di anni che viene qui alla Bagnaia, devo dire che lei fa sempre spettacolo, una grande amazzano come lei, anche Beh, ha vinto il Gran Premio nel 2004, Katy Monan Prudan nell'edizione del 2004 sì, ma con poi, Pedro, se non erro, poi ha vinto 2 volte il derby, nel senso ha portato a casa molto. molto dalla Bagnaia e nello stesso momento lei viene qui con molto piacere perché
è molto amica del dottor Riveser, ma però è spettacolare vederla. Tu guarda una persona di una certa età come la Chetimona, che ha fatto gare importanti come Coppe del Mondo, Mondiali, Olimpiadi, ancora che grinta e che voglia che ha di vincere. Diciamo, di una signora non si dovrebbe mai dire l'età, ad ogni buon conto qua parliamo di sport e quindi vale, anzi è dato di merito ulteriore, classe 1954 1900. per Katie Monaghan Prudhan. Però direi, tu guarda, siamo a metà percorso ed è più veloce in questo momento degli altri. Attacca e, la gara e la veramente francese. non si tira indietro, lei va. Quest'anno Gran Premio Due Manche, a Chantilly primo posto con l'andato e poi con Cacudo e Lorenzo, Bateau. guarda come entra nel laghetto, con che disinvoltura e grinta. Non si spaventa l'Amazone Ecco, francese, va a cercare il largo. io direi che questo è il bello dello sport, vedere ancora delle persone come la Chetimona a effettuare delle gare anche così faticose, perché alla fine sono faticose, ma con una disinvoltura, con una Fuori dalla buca bellezza. ferrarese, senza impaccio ed è pronta a ritornare dentro il campo gara. Eccola, è sotto, È ma sotto, ma abbondantemente abbondantemente, sotto. 94 abbondantemente. secondi al momento dell'entrata, è diventato un po' il nostro A dire la riferimento. verità è stata fortunata, Verticale, perché veramente il cavallo qua l'ha aiutata molto su questo croce largo. di Sant'Andrea, il largo. Attenzione verso un colore arancione che porta il cavallo a guardar Tu basso pensa e poi che la ha- conclusione con questo verticale. Vediamo il tempo, ce la fa abbondantemente, 100, 4 secondi 116, in meno, 116 e veramente. 27. Adesso è Katie Monaghan Prudhan il tempo di riferimento, questo binomio che ha combinato tutto in maniera spettacolosa. Kaku du Bateau, maschio baio di 9 anni, San Veramente, guarda, si fa ripetere, qua il cavallo veramente è stato molto bravo perché la distanza era veramente lunga, lei decisa perché giustamente è decisa, ma in questo caso anche il cavallo ci ha messo della sua, però se lo merita perché è partita tirando la gara fino alla fine. Nostra Brava Katie. Signora di La Bagnaia, Katie Prudhan, ha confermato tutto La sua classe, la sua sì, grinta tutta la che sua ha. forza. Marie Pellegrin, altra amazzone francese esperta, lei francese proprio, noi abbiamo già detto per forza di matrimonio e magari per qualche polemica non trovava posto in squadra negli Stati Uniti, lo squadrone delle grandi amazzoni statunitensi, e un giorno ha detto beh vabbè io posso anche prendermi il passaporto francese e vi faccio vedere io. Ma guarda che Adesso è anche Pellegrin. lei è una che non si tira molto indietro, Unique Donkov per Marie Pellegrin. perché anche lei se tu vedi è partita, era partita con un buon grinta, però il cavallo devo dire che Non è piacevole lo oggi- scherzetto che gli ha combinato Unique, Van de Bocche. sai, un pochino era lontana, si è aperto un po' il cavallo lì, e guarda se lo fa rivedere lei ha spinto il cavallo lasciando di colpo le redini Adesso con una distanza, mi sa che sta ragionando a risparmiare il cavallo. beh è giusto, Eliminata, ritiro, eliminata. Non ha voluto Sai- mortificare il suo Unique. sai, si è ritirata giustamente perché proprio all'inizio era il numero 2, Fabio gli mancavano ancora direi 6 salti e lui ha rischiato proprio di ripartire per tirare ancora la gara, mi ha dato ragione perché è in classifica. Ecco qua, Ecco, se tu vedi, Gambuti, lei ha Roberto girato Gambuti ci fa rivedere il momento, poi proprio l'esordio, l'ostacolo d'esordio. un po' ha sbagliato lei, se devo dire tecnicamente l'avvicinamento del numero 2. Devi dire assolutamente dall'alto della tua forza. Beh, sai, certe volte è meglio non dire niente. Oggi sei al nostro fianco, per cui devi dimenticarti i panni dell'agonista che pure ha fatto bene, ricordiamo tu intanto però sei scivolato al 7° posto. Mentre resta il primo posto adesso di Katie Prudhan, c'è un 116 secondi, punto 27 che sarà davvero tempo di altro che riferimento adesso. Guarda, io vedendo gli altri binomi che ci sono, se c'è qualcuno che può cercare veramente di andare di più, rischiare per cercare di vincere, ma penso che sia non difficile perché tutto è possibile, però veramente le ha messi in condizioni da rischiare ancora di più di quello che potevano pensare di fare. Campo adesso la belga Cindy van der Straten su Melody de Roth, femmina Se non ero francese, di 14 anni, lo svizzero, sì. Figlia di Leonardo I. Vediamo adesso il percorso di Cindy van der Straten. ma conosco la ragazza e non ne calo, devo dire che ieri ha effettuato la gara questo cavallo qui saltando molto bene.
anche questo è un calo grande con una grande galoppata. Da vedere sta cercando un po' più la precisione che la gara in se stessa, vuole cercare di fare un buon risultato senza rischiare troppo. Molta chiarezza in effetti fino adesso da parte di Sì, perché Cindy van der Straten. dal 2-3 ha rallentato, ha cercato di creare una buona distanza, perciò già da lì dimostra che vuole finire bene senza rischiare troppo. Questa però è gara dove se ragioni troppo finisci lontano dalle posizioni che contano. A volte, ribadisco ancora a beneficio e per divertimento di tutti coloro che magari si fossero messi ascolto in visione soltanto ora, questa è gara dove puoi anche assommare una penalità, finanche 2 penalità, ma fai talmente tutto velocissimo. Una gran velocità che ti permette di andare a un buon risultato. Formula di classifica. davvero accattivante. Guarda, è giusto che ci siano queste gare qua, perché nel nostro mondo bisogna imparare prima a galoppare, perché andare piano non è difficile, bisogna galoppare, io la penso così, ecco. E poi il mistero bello è coniugare velocità e precisione. Velocità e precisione, Questo, esatto. in una gara come questa è un concetto che vale Un po' di più. un po' di più. Un po' di più, perché è proprio portata a dimostrare che il cavaliere anche su una certa velocità riesce a avere una gestione semplice del suo cavallo. C'è C'è un penalità, errore all'Ox Rosso d'entrata. 4 punti che diventano 4 secondi. Sì, che devo dire che non è partita veloce, però guardando, ecco, purtroppo qua va all'esterno per affrontare il numero 18 e qui Sceglie l'opzione più lunga. l'opzione esatto più lunga e quella più semplice, forse sente anche il suo cavallo un pochino stanco semmai. Chiude in 126,68, poi andranno 130 e 68. sì, vanno sommate i sommare. 4 secondi per l'abbattimento. Finisce lontana Cindy van der Straten. Però vedi, bisogna anche valutare adesso, è giusto che questa gara quando si entra si cerca di vincere, però semmai lei non è tanto che fa queste gare qui come derby o gare di un'importanza del genere, perciò ha cercato di trovare una mezza via per finire anche bene, dignitosamente, per un'esperienza per un domani. A 13 binomi dalla conclusione è il momento di un altro azzurro, Emilio Bicocchi, Idolin de Saint-Clair. Beh, Emilio Bicocchi, 11 anni. Lo conosciamo, questa è una cala che lui la usa molto a fare le gare di velocità, è una cala che ha già vinto con lui delle gare di velocità, anche direi di un livello abbastanza alto. Anche lui è quasi padrone di casa, il grossetano Beh, di penso Massa che sia a Marittima. 50 km da Sì, qua. non è distante dalla bagnaia. Ha già però purtroppo messo un errore al numero 3, all'Ox Rustico, però dicendo, come dicevi prima, che anche questa gara qua, anche se fai un errore, aumentando la velocità e stringendo il più possibile le girate, puoi lo stesso arrivare a un risultato Importante, che sembra che ti abbia ascoltato Emilio Bicocchi, che subito dopo l'errore ci ha creduto ancora, Guarda, ci sta ancora credendo. Normalmente fanno il numero direi 8 ai 50, lui l'ha fatto ai 47, perciò può recuperare l'errore che ha fatto il numero 3. Terremo come riferimento la solita entrata al campo gara, al momento di rientrare nel Sì. campo gara, vediamo a che punto sta e capiremo. Io mi se sono è fatto ancora- un'idea prima per doverlo raccontare, almeno avere Beh, un'idea la che Prudang quando è arrivano entrata a 94-95 secondi dove gli altri sono 100, entrati a 100-101. Sì. di modo lui ha già 84 a questo punto e gli mancano 2 salti, ma è messo bene, direi che se mantiene questa grande galoppata C'è in largo proprio prima dell'ingresso in campo gara. e la precisione gli rimane, direi che Beh, più basso tanto, 91 all'entrata, se la Esatto. potrebbe giocare per le primissime per le posizioni. primissime posizioni. Vediamo. Emilio Bicocchi con il suo Idolin de Saint-Clair. Verticale, poi la croce di Sant'Andrea, penultimo La Catimona a ostacolo. 116, no? Sì. 116, guarda che io ti dirò che... Attenzione perché sta facendo ti veramente dirò che molto lui- bene. Lui arriva Per un niente, secondo, 117 per 118, vedi a 122. Aveva fatto... ha un secondo errore. sì, c'era una seconda penalità. Però Direi che come galoppata era molto più veloce della Catimona. si inserisce al quarto posto. Katie Prudin, primo posto, la francese 116,27. Paul Esserman, lo svizzero, al secondo posto. Fabio Crotta
al terzo ed Emilio Bicocchi, il nostro Bicocchi, che si inserisce al quarto posto. Davide Lazzari sarà il prossimo binomio, altro italiano su Playboy. Tu pensa, con 2 errori è al quarto posto, nel Certo, senso, vuol dire che aveva e tenuto qui si è anche capito una proprio il senso di velocità, questa gara. aveva tenuto veramente anche una velocità fino alla fine alta. Subito un errore all'esordio per Davide Lazzari. Ma lui ha la divisa della Marina, penso. Eh sì, Lui ha la divisa della Marina. Poi semmai non è abituato ad affrontare delle gare di questo livello. Purtroppo questa è la dimostrazione, bisogna anche, amorevole non è bello Carezza. dirlo, però anche i cavalieri devono valutare quello che vanno a fare. Amorevole Perché, Carezza per il suo Playboy, ma non è beh, bastato. devo dire che per affrontare una gara del genere sia il cavaliere che il cavallo almeno un minimo di esperienza bisogna averla, Ecco che perché rivediamo l'errore. si può rischiare anche di farsi male. Assolutamente. Farsi male noi stessi, ma anche per il nostro cavallo sarebbe ridicolo. E questo è il momento del ritiro di Davide Lazzari, prossimo binomio l'irlandese Edward Doyle su Blue Bay. Ancora immagini per Davide Lazzari che lascia il campo di gara, quasi sembra mortificato il suo Playboy, Ma eccolo sai, lì, quando testa bassa. uno entra non pensa mai di andare a crearsi un problema di questo genere, però dovrebbe conoscere il suo cavallo e se stesso e se può affrontare delle gare di questa maniera. E adesso è entrato un Edward Doyle. cavaliere, direi di un'esperienza molto alta e, e come cavaliere irlandese penso che per loro queste cose, queste gare di questa spettacolarità qua le possono fare proprio facendo anche divertire il pubblico. Cavaliere classe 1964, cavaliere esperto l'irlandese Doyle. Tra i suoi risultati più importanti il settimo di squadra al campionato d'Europa nel 99 con Istid, ma sono già risultati lontani. Dopo sarà la volta tra l'altro di un altro azzurro, Vincenzo Chimirri, ma intanto è il momento di Edward Doyle. Che dica? No, che Guardate sul percorso, adesso ha affrontato il numero 3, anche lui ha preso una grande galoppata, ha un cavallo anche che gli permette di poter fare una galoppata di queste dimensioni. Non penso che sia un cavallo che abbia un gran sangue, da vedere come lui affronta gli ostacoli, però alla fine, guardando il tempo che è sul numero 6, è messo bene. Ecco. Adesso il numero 7 è un verticale su balaustre, il numero 8, lo dicevamo prima, è un larghetto bianco e dentro c'è una fontanella che aumenta sempre l'acqua dentro, perciò anche il rumore può creare il problema ai cavalli. Fa un errore al verticale di uscita. Ormai abbiamo valutato bene anche per i telespettatori le difficoltà, lasciando perdere la difficoltà della fine del percorso che se non erro sono 1400 metri, 1300 metri come distanza, però la difficoltà della combinazione due tempi, questa entrata del laghetto che anche per lui ha avuto una difficoltà a entrare, ha dovuto fare una volta per effettuarla la seconda, per riuscire a entrare. Ecco. Adesso sta solamente cercando penso di finire il percorso, forse anche per l'esperienza. Adesso qua davanti non ho l'età del cavallo, pure tu ce l'hai Lorenzo. classe 1999 per Balubè. Perciò un cavallo che non ero di 9 anni ha bisogno anche lui di farsi la sua esperienza e lui lo finisce proprio per dare l'esperienza al suo cavallo. Figlio di Balubè, naturalmente Blue Bay. Sì.
Vedi, per esempio anche lui ha fatto un errore alla gabbia, ha fatto uno scarto all'entrata del gatto, però ha finito il percorso tranquillo, senza né punire il suo cavallo né niente, proprio perché la prossima volta entra mentalmente il suo cavallo sereno che non è successo niente. Fuori anche dalle prime 10 posizioni, resta il primato di Katy Prud'homme, la francese finora padrona della gara, a 116 secondi punto 27 da battere. Dopo Edward Doyle è il momento adesso dell'azzurro Vincenzo Chimirri con Ascol Rocky. Beh, Vincenzo conoscendolo di sicuro non va piano, Ci prova, ci prova di sicuro. Andiamo a vedere che cosa combina uno dei due Chimirri. Anche perché per lui questo cavallo qua è già un po' di tempo che lo monta, perciò lo conosce bene, se può rischiare o no, ma Sauro vedo- maschio di 9 anni, sì, un cavallo che ha un salto un po' bizzarro, non è ha un salto classico, però grande allevamento olandese. è un cavallo molto positivo, ha fatto dei buoni risultati, lui ha già rischiato sul numero 2 prendendolo bene in diagonale. Va convinto Sì, sì, per insidiare devo il dire- primato di Katy Monan Prud'homme, Vincenzo Chimirri. E direi che C'è anche un po' di fortuna e quella non guasta beh, mai. ci vuole la fortuna perché lui anche sta tirando la gara ed è giusto che Vuole la far fortuna bene, ci sia. vuole far bene Vincenzo Chimirri. Ne ha la forza, ben sostenuto dal suo Ascol Rocky. Ma direi che è veramente veloce, guarda, sul numero 8 è a 45 secondi, perciò può anche cercare adesso di riorganizzare un pochino per questa combinazione. Bene, adesso veramente può venire in avanti perché ha un salto che è molto pieno, perciò è difficile crearsi l'errore. Ecco, e qua deve un attimino stare attento, senza problemi proprio è entrato. Fuori dall'acqua, davvero c'è Ecco, errore. vedi, per Peccato. esempio, Ma sta sono- andando molto veloce Arnaldo. ma molto veloce, per esempio, dire un errore stupido, nel senso, sai, anche per il cavallo diventa difficile coordinarsi quando hai un'entrata nell'acqua, il terreno non è pari, però ha una velocità veramente sostenuta. Sta viaggiando 90 secondi, Ti dirò, è al pelo, probabilmente per un niente non ce la fa. Stiamo a vedere. allora lui è a Terzultimo. 104 in questo momento, valutando già l'errore. Certo. 110, 107. Guarda, io credo che no, Per un per un niente. niente, per un niente. 117-25, finisce 100 secondo secondo Vincenzo. posto. Pensa se non faceva quell'errore Una all'acqua, devo in dire, uscita una dall'acqua. gara bellissima. Secondo posto per Vincenzo Chimirri, che può dirsi comunque soddisfatto col suo Io Ascol ritengo, Rocky. guarda, lo sta facendo rivedere proprio un errore ridicolissimo, guarda. Ha coperto con parabola abbondante, di posteriore c'è stato l'abbattimento, peccato errore per stupido, davvero 4 secondi. Ecco intanto Anna e Renato Dominici sono i genitori di Guido Dominici, vale ripetere il Memorial, l'ottava edizione del Memorial Guido Dominici. Direi che è bello vederli qui. Papà alla che ha bagnaia, ringraziato voi cavalieri, ha ringraziato Andrea Riffesermonti, in ospite più con impeccabile una espressione serena e tranquilla perché nella è forza e nel giusto- ricordo di Guido. è giusto ricordarglielo, ecco. Con lì Anna e Renato Dominici. C'è stata proprio una cerimonia in partenza di questo premio. Intanto Claudia Hertel, la tedesca Claudia Hertel, su Horseweb White Sox. Tu pensa, dicevi prima che Bicocchi ha fatto vedere proprio l'importanza della gara anche se fai un errore o due. Beh. Lui con 2 errori è terzo, adesso è diventato quarto. Ancora di più l'ha fatto Ancora capire di più l'ha Vincenzo fatto Chimirri. capire Sì, Vincenzo. hai proprio ragione, è stata sintesi perfetta di quello che è tecnicamente questa gara, il Pur, derby. pur, come hai detto tu, essendo stato fortunato all'uscita della gabbia di Oxford numero 4, come è stato sfortunato su un salto Eh sì, è ridicolo. vero, ha pagato la perché- fortuna che ha avuto in partenza. Perché poi alla fine. è alto 1 metro. quella La staccionatina sfortuna lì. si è ripresa qualcosa più avanti nella gara. Siamo con Claudia Hertel, la tedesca, il suo White Sox, è uno stallone Baio classe 1994, fuori dal percorso, e c'è Purtroppo c'è una fermata, ecco vedi. fermata que-
con altro errore tra l'altro, quindi Sì, la fermata non viene contata per il tempo fatto che del perdi e tempo. poi l'errore. Ecco, lì bisogna anche valutare, perché la fermata, semmai se fanno un passo indietro, è valutata. Se da lì, come ha fatto lei, l'ha punito un po' e si è buttato dall'altra parte, in questo caso è una valutazione della giuria che possa dire no, va bene, gli do le penalità. Fuori registro da quel momento in poi Claudia Hertel, che già somma 2 penalità, oltre a varie incertezze. Peccato ancora per Vincenzo Chimirri, nel ricordo della sua prova 117.25, un secondo, nemmeno un Per, secondo per una cosa ridicola. sotto la prova di Katie Prudhan. Quindi adesso è Prudhan al primo posto, la francese Chimirri, il nostro Chimirri secondo, e terzo è Paul Esserman con 120 secondi. È proprio stacco evidente, sono in un secondo e nel fazzoletto di un secondo Prudhan e Chimirri, più lontano Esserman. Beh, almeno abbiamo staccato quel trio svizzero. Arnaldo, sei aggrappato ai primi 10, sei nono in Dai. questo momento, Sì, sei ma nono. non me lo puoi ricordare ogni volta. Beh, mi ma dispiace. voglio vedere l'orgoglio di cavaliere. Adesso abbiamo ancora dei nostri, alla fine è importante che loro ci diano dentro per cercare di far alzare questa bandiera italiana in questa gara. L'ultimo binomio italiano sarà a 4 binomi dalla fine Omar Bonomelli, dopo Claudia Hertel sarà il tempo della francese Caraschi. Jolie Kairaski Dagu su Patinco. Direi che la Mazzone tedesca ha un tempo veramente molto alto, anche perché ha effettuato 3 errori nell'arco del percorso. Conclude Claudia Hertel, Con 150 e 64 di tempo. altro che fuori dai 10 per la tedesca Hertel. E adesso proprio il momento, fra un attimo, di Jolie Kairaski su Ecco, guarda, qua Patinco. vedi, fa vedere la fermata, qui è una valutazione della giuria, E poi sì, per sì. dire una fermata o no. Allora, a proposito di giuria, sempre al lavoro Ada Fioravanti, presidente, con Pier Francesco Bazzocchi, che ricordiamo è lo chef de piste, colui che ha disegnato questo derby ottavo memorial Guido Dominici. Siamo con Jolie Kairaski. Patinco è uno stallone baio di 10 anni, sempre del grande allevamento olandese. Razza che viene proprio da questo allevamento, una delle razze più prestigiose. Beh, sai, ormai si può dire che ogni nazione ha incominciato a produrre, specialmente le nazioni del nord, tutte queste linee incrociate col francese o tedeschi, perciò hanno veramente il clou della qualità dei cavalli. Solargo che procura problemi a Jolie Kairaski. Ma sai, tu vieni da una girata un po' stretta, si può dire che è il primo salto impegnativo del percorso come inizio. In più, noi perché lo vediamo qui dalla postazione, venendo un po' in diagonale abbiamo anche un salto chiuso, con delle persone sedute, perciò anche i cavalli non riescono a valutare bene il come saltarlo, perché hanno una direzione al di fuori dove dovrebbero andare, ecco. Per quello che è importante creargli la direzione che i cavalli possano capire cosa stanno facendo. Ti mette un mezzo tempo, hai visto? Sì, Ad perché accorciare la parabola. ti dico, uno lo va a vedere a piedi la distanza, manca un metro e quando vieni con una galoppata così grande devi saper subito ridurre il galoppo. Fuori dall'acqua. Fuori dall'acqua, Qui dove purtroppo non è per mettere il dito nella piaga per Di Vincenzo. Vincenzo purtroppo veramente è stato un errore che è difficile discuterlo. Si è perso in 2 dita d'acqua In proprio. due, ecco. Ecco, non si è perso in un bicchiere d'acqua in questo caso, ma peccato, Ci sta peccato, bene. ma va bene così. Secondo posto c'è qualcosa d'azzurro In intanto modo sul podio. valutiamo anche l'Amazzone francese che anche se ha un errore ha un tempo veramente direi abbastanza veloce. Sì, è qualcosa sopra gli altri. Croce di Sant'Andrea, l'opzione più stretta, la girata più... Qui viene il problema un po' a girare, perché prima 2 cavalli hanno un attimino scivolato. Ho preferito girare sul largo, poi ecco qua il verticale che conclude, cancello su barriere. Poi vedi 122 va a premio. È definitivo, sì, 121,75. C'è inserimento al quinto posto, c'è inserimento al quinto posto, sì. Perciò adesso io vado più indietro
vado più. Visto che me l'hai fatto pesare Arnaldo, io non volevo insistere, però sei No, decimo adesso. no, guarda, bisogna scherzare. Anche, Tanto se il no- bel colpo d'occhio sul numeroso pubblico, sempre qui alla Bagnaia, uno dei concorsi del calendario nazionale ed internazionale, ormai appuntamento consacrato. Ancora indugiano le telecamere guidate per l'occasione da Roberto Gambuti, Tu guarda questo pubblico con tutte le bandiere sopra, il verde, l'azzurro del cielo, è bellissimo. ben rappresentata proprio l'internazionalità di questa Di questa- manifestazione quest'anno alla 17ª edizione per quello che riguarda proprio il concorso internazionale. Nel tempo sono già 23 volte che voi cavalieri tornate qui alla Bagnaia, uno dei teatri sicuramente più belli a livello mondiale. Tanto Jérôme Debat-Montagnier su Laila d'Ambre, 6 binomi alla conclusione, fermo il primo posto provvisorio di Katie Monan Prudan, 116.27 da battere. Il francese sta affrontando veramente una bella gara, eh. È un cavallo anche molto insanguato che, valutando il cavallo più sangue o meno sangue, è una questione di resistenza anche. Qui purtroppo ha fatto un errore al numero 6. Nulla di Per cruento, nulla di cruento, dicevo nel racconto di Arnaldo Bologni. Dire di un cavallo insanguato, Arnaldo, spieghiamo cosa vuol dire. Normalmente nel nostro sport ci sono i cavalli di mezzo sangue e non sono i purosangue, perché i purosangue sono da galoppo, da trotto, hanno proprio la linea sia paterna che materna di sangue. Noi usiamo il mezzo sangue anche per un po' di forza fisica e semplicità di gestione. Questo cavallo qua è la dimostrazione che si può dire che ha più sangue, perché il temperamento, come il cavallo si comporta, ha anche un'imboccatura più forte. Quando il cavaliere lo riprende, il cavallo si vede dalla televisione, adesso zampetta molto, per dire, perché è un cavallo che quando il cavaliere lo tiene lui vuole un po' scappare in avanti. Questa è la dimostrazione per far capire un po' al pubblico la differenza, ecco. Proprio così, penso sempre che uno sport possa all'improvviso baciare la passione di chi fino all'altro giorno non ci pensava. E lo sport dell'equitazione alla fine poi è talmente bello, e il senso della gara, qualcuno a volte lo vive un po' come un mondo lontano, e invece è sempre gara, straordinaria gara che appassiona. Guarda, per me è un lavoro, una beh, passione, Arnaldo. ma a me come animale piace. Io penso che chi non si è mai avvicinato, piano piano si avvicina, Certo. capirà il perché. Fulminati sulla via di La Bagnaia, piacevolmente fulminati sulla via di La Bagnaia, in questo caso conclude Jérôme Debat-Montagnier su Laila d'Ambre. Sì, ma per lui purtroppo ha È creato lontano, tanti errori che non lontano, abbia dato. lontano. Adesso abbraccio, in bocca al lupo idealmente a una delle mascotte di questo, se non la matricola in assoluto. Il prossimo cavaliere è davvero giovane, ha 17 anni, quarto nel campionato Juniores 2007. Siamo con l'ungherese Henry Kovács su Baccarat. Allora, questo cavaliere qua, io lo conosco da non tanto, però in questo momento sta lavorando con la Chetimona, che per lei adesso è la sua istruttrice. Io l'ho visto alla Bagnaia, questo cavaliere qua su 3 gare medie ha vinto 3 gare medie. Si vede che è giovane, eccolo qua, guardate. Proprio con questo cavallo qua, che è un cavallo invece di una certa età. Femmina grigia del Un cavallo di 1990. 16 anni, 17 anni. Avete sentito altrettanto sentore a voce di Umberto Martuscelli, lo speaker della manifestazione, la voce del salto ostacoli, che ha altrettanto sottolineato così la gioventù, la forza della gioventù per questo Henry Kovács. Ti dimostrerà anche oggi che è un cavaliere che, anche se giovane, ha una voglia di vincere, una grinta che è spaventosa. C'è errore subito comunque per C'è errore, però sai, Henry Kovács. prima ci hanno dimostrato che anche con un errore si può stare sul podio, come dici tu. Se la sua maestra, se il suo istruttore, quindi maestra Chetimona Prudan, ha passato qualcosa, certo si vede nella decisione, nel piglio col quale comunque, secondo errore, continua nel suo percorso Henry Kovács, il suo Baccarat, largo, cancello, barriere, altro errore, adesso incomincia a diventare essere complicata. pesanti. Ci ha provato, però capisce che forse è il caso di risparmiare Baccarat. Giusto per l'età del suo cavallo, perché gli ha dato la settimana scorsa 7 3 anni. vittorie, una vittoria ieri qui alla Bagnaia,
sulla gara 2035. Va Perciò, Roberto Gambuti a cercare la suggestione di questi luoghi medioevali nel verde spettacoloso dei contrafforti senesi alla Bagnaia. Altra finestra d'eccellenza sempre su Rai Sport Satellite, ricordo in postazione con me